Banda di giovanissimi scatenati a Rondo Brenta fra vandalismi e furti, la gente ha davvero paura. ZTL, tutte le sere in Angarano, parte la sperimentazione, Finco dice capiamo i mal di pancia. Commercianti divisi sulla zona pedonale estesa in Angarano, ma l'idea raccoglie consensi. Non c'è pace per la Pascoli, si prospetta da settembre un trasferimento dal tribunale alle Canossiane. Liste d'attesa infinite in Veneto, Forza Italia propone un modello europeo in un convegno a Cassola. Operazione antidroga dei carabinieri di Thiene, arrestato uno straniero, sequestrati 650 grammi di cocaina. Uno smartphone rubato a Jesolo è stato recuperato dopo quasi un mese a Bassano. Faceva base a Galliera una banda che aveva razziato un bancomat in Lombardia. Era specializzata in furti in gioielleria, la coppia individuata dai carabinieri, 7 i colpi messi a segno. Buonasera e benvenuti al TG Bassano. Apriamo questa edizione con le notizie che ci arrivano da Rondo Brenta e non solo, perché Bassano scopre improvvisamente di avere un problema con quelli che in altre città, in altre zone vengono chiamati maranza, ovvero gruppi di giovanissimi, vere e proprie bande che fanno il bello al cattivo tempo. Fra vandalismi, piccoli furti creano qualche problema, anzi sicuramente più di qualche problema, tanto che la gente in quartiere inizia ad aver paura. Ancora una volta il parco di Via Trentino, in quartiere Rondo Brenta, è al centro di episodi di vandalismo. L'ultima vittima, la fontanella dell'acqua potabile, ma è solo l'ultimo caso di una lunga serie di disagi che anche i residenti denunciano. È già da un parecchio tempo ormai che queste cose succedono anche secondo me di peggio quando si trovano vetri rotti di bottiglie, roba così, panchine ormai sono tutte distrutte, però il problema è, come dicevo anche a altre persone, che purtroppo fanno quello che vogliono anche di giorno e non si fa niente, cioè la polizia passa, anche perché l'ho vista qualche volta passare, sono anche fermati, però questi atti di vandalismo continuano comunque. Evitare che succeda il peggio. Per evitare che succeda il peggio bisogna prevenire il discorso. Se mettiamo dei bei lampade e roba del genere, dopo ogni anni che abitiamo qua, naturalmente controlleremo cosa succede. Di questo parco ci eravamo già occupati più volte in passato e la situazione continua ad essere degradata per lo stato delle panchine, per i rifiuti abbandonati, per la situazione generale della vegetazione che copre addirittura il cartello di ingresso. L'area è sicuramente frequentata, ma risalire ai responsabili degli ultimi vandalismi non è facile. È difficile dire chi, perché bisognerebbe cogliere sul fatto, vedere chi sono. Certo, da soli non si verificano questi disagi, queste rotture, queste panchine rotte, la fontanella addirittura nuova, questa di oggi, mai vista prima. Non succede da solo questo, neanche penso sia un anziano che cammina col bambino, col nipotino o un genitore. Sicuramente c'è qualcuno che fa questo per noia, per divertimento, non lo so. Mi passo per la strada perché faccio la passeggiata a sera e sento chi c'è dentro che capiamo che non li vedo, vorrei vederli. Ecco, questo è il discorso. E se li vedo, allora so anche cosa stanno facendo, ma se non li vedo non lo sappiamo. Tante altre persone hanno raccontato la loro esperienza, non hanno voluto farsi riprendere per paura di ritorsioni, perché c'è davvero paura nel quartiere, ma anche voi potete segnalare atti di vandalismo, situazioni come questa con un messaggio via WhatsApp al 340 321 8379 o via mail a bassano@medianordest.it. Ci spostiamo in centro, dove è in arrivo una vera e propria rivoluzione, un'estensione della ZTL, la zona pedonale in Angarano. L'annuncia il sindaco, c'è già stata una riunione, ci sono anche dei mal di pancia. L'idea è di chiudere la via tutti i giorni dalle 19:30 alle 5:30 del mattino, compreso il sabato pomeriggio e la domenica, per renderla una via sicura alle tante persone che la frequentano, perché ultimamente, a parte
le tante auto in divieto di sosta, ma si stanno creando anche di veri e propri problemi di sicurezza per i pedoni, per gli anziani, per i bambini. Via Angarano è ormai a tutti gli effetti la quarta piazza di Bassano del Grappa, dopo le piazze Garibaldi e Libertà e Piazzotto Montevecchio. Un'area a forte vocazione commerciale e turistica che rappresenta l'accesso al salotto buono cittadino e naturalmente al Ponte Vecchio. Un accesso che però a volte risente dei flussi decisamente importanti che vi si affacciano. Per questo motivo una zona a traffico limitato c'è già ed entra in vigore dalle 14 del sabato fino a mezzanotte, per poi proseguire tutta la domenica e in ogni giorno festivo. Da qui a una pedonalizzazione estesa a tutte le serate, però il passo non è poi così breve. La via principale a 50 metri dal monumento nazionale della città meriti una maggiore attenzione, ma soprattutto sia una zona che debba essere pedonalizzata. Ogni cambiamento comporta un prezzo da pagare e c'è maretta fra commercianti ed esercenti della zona. Il sindaco ha incontrato i negozianti e i referenti dei locali, insieme ai residenti, per fare il punto della situazione e raccogliere le lamentele, che non sono certo mancate. C'è qualche mal di pancia da parte di qualche commerciante, lo capisco, ma però tutti gli studi, ma anche le città che sono diventate pedonali a livello di centro storico, hanno dimostrato un aumento della qualità di vita, un aumento della presenza di turisti e un aumento anche delle attività commerciali. C'è ovviamente spazio per le trattative, fa sapere il sindaco. Intanto si parte con un test di qualche mese, poi si vedrà. Ma di certo la ZTL di Angarano si avvia a diventare il tema dell'estate bassanese. E noi siamo già andati a sentire che cosa ne pensano i commercianti, ecco che cosa ci hanno detto. Ieri sera abbiamo fatto un incontro con il sindaco Nicola Finco e stiamo appunto vagliando perché si farà una prova comunque fino a dicembre e vediamo come funziona perché è un po' qua un problema, insomma, sempre il discorso parcheggi. Quindi faremo questa prova, vediamo come va. Ieri il primo incontro col comune, la sua impressione? Adesso cerchiamo di vedere quando si partirà perché il sindaco ha detto che poi ci sarà 6 mesi di prova, vediamo perché noi abbiamo fatto una richiesta di un orario. Loro, insomma, cerchiamo di andare incontro, di andarci incontro e dopo vedremo. La ZTL sicuramente favorisce il passaggio di persone tramite i pedoni, però il problema rimane sempre i negozi che non sono accessibili da una certa ora, quindi se la ZTL viene fatta a un orario di chiusura dopo le 19:30 va benissimo, perché comunque chi viene a mangiare la pizza o a fare l'aperitivo non ha problemi. Per tutte le altre attività che invece vendono prodotti, mi perdoni, ma diversi dalla ristorazione, se fatta antecedente a questo orario è un piccolo problema. Se mantengono la parola che hanno detto ieri va bene, perché se chiudono dalle 19:30 a negozi come il mio specialmente va più che bene. La sosta un'ora che ben venga, è giusto che ci sia il giro come diceva ieri il sindaco, quindi per il resto sì, sono favorevole. Quindi una sperimentazione che secondo lei andrà bene? Sì. Più che altro perché a volte qua arrivano gente e stanno tutta la giornata. Penso che dalla strettoia sia opportuna la ZTL, che cambierà poco. Da questa strettoia. In ogni caso un provvedimento è necessario? Sì, sicuramente. Nessuno viene penalizzato, si fa ZTL come in piazza Bassano, capisce? Penso che si possa fare qualcosa. Insomma, abbiamo parlato, cerchiamo di vedere se si può trovare un punto di incontro, va bene. Come avete visto, un tema molto vivace che ci accompagnerà di sicuro durante l'estate, anche perché non mancano le voci contrarie. Un intervento come questo porterà di sicuro grandi cambiamenti. Adesso restiamo in centro, parliamo della scuola Pascoli, vi abbiamo raccontato del crollo, della chiusura, del trasferimento degli scolari e di tutta la struttura nel nuovo tribunale, ma nel tribunale non ci sarà spazio e quindi si prospetta una soluzione che sembra essere davvero clamorosa. Finora se ne sono stati buoni, hanno digerito la preoccupazione e la paura dei primi momenti dopo il crollo, poi si sono adattati appellandosi alla pazienza e alla rassegnazione, ma adesso la misura è colma e la soluzione che il Comune ha proposto ai genitori della scuola Pascoli per il prossimo anno scolastico ha provocato un'alzata di scudi.
Ma vediamo che cosa è successo. Martedì pomeriggio c'è stata una riunione che ha visto seduti attorno allo stesso tavolo l'amministrazione comunale, la dirigente del terzo circolo, Anna Rita Marchetti, e i rappresentanti dei genitori. Al centro dell'incontro il futuro della scuola Pascoli, l'istituto dove lo scorso 31 gennaio si è verificato il distacco di una parte di soffitto di un'aula. Il sindaco Nicola Finco ha comunicato la volontà di voler spostare la scuola nei locali delle Canossiane in Viale dei Martiri, non essendo più disponibile da settembre il Tribunale, l'attuale sede temporanea. La notizia che le famiglie si aspettavano era un'altra, speravano infatti di vedere la scuola trasferita all'Istituto Scalabrini, una soluzione logistica ben più opportuna, considerando che la maggior parte degli alunni risiede in Destra Brenta. Da parte del Comune, inoltre, nessuna apertura sul fronte trasporti, non essendo disponibile ad organizzare un bus navetta per agevolare gli spostamenti. Ma la cosa grave è soprattutto un'altra, denunciano i genitori. La Pascoli è una scuola montessoriana e gli spazi delle Canossiane non sarebbero adatti e sufficienti a questo metodo di insegnamento. Ed è proprio questa l'obiezione principale sollevata. Stravolgere tutto non è accettabile, tuonano. La Pascoli va preservata proprio perché adotta una tipologia di insegnamento diversa da tutti gli altri istituti del comprensorio. Una situazione decisamente molto tesa. I genitori chiedono al Comune di ripensare alla soluzione Scalabrini in grado di soddisfare tutte le esigenze, didattica in primis e poi logistica. E questa volta sono decisi a non mollare. Si attendono sviluppi e prese di posizione già nelle prossime ore. Filtrano indiscrezioni che ci fanno sapere che le posizioni sono molto lontane e molto salde, quindi anche questo è un tema che ci accompagnerà di sicuro nei prossimi giorni, probabilmente anche nei prossimi mesi. E a proposito di piccoli scolari, oggi una delegazione, chiamiamola così, di Varrovina è stata accolta in municipio. Gli alunni della quarta della scuola primaria di Varrovina sono stati ricevuti in municipio a Bassano dal sindaco Nicola Finco e dalla consigliera Patrizia Fietta. Un momento ufficiale di ritrovo in sala consiliare dopo l'ottimo risultato raggiunto al concorso nazionale di poesie L'Allorino di Dante, organizzato dall'Associazione Dantesca di Ravenna, che ha visto in finale l'elaborato di Samuele, arrivato quinto su 250 partecipanti provenienti da tutta Italia. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di un semaforo in Viale De Gasperi scollegato e risponde a questa segnalazione l'assessore. Non si è rotto da solo, ma a causa di un atto vandalico e per questo da allora lampeggia con grande pericolo per chi attraversa a piedi Viale De Gasperi. È l'assessore all'urbanistica del comune di Bassano Andrea Zonta a spiegarci quanto accaduto al semaforo all'altezza della rotatoria che collega Viale De Gasperi con Via Colombo e Via La Torre. Questo è un senso di inciviltà, perché in questo caso abbiamo rotto un semaforo che è sicurezza, costringiamo l'amministrazione pubblica a spendere dei soldi per sistemarlo e creiamo disagio. Ecco, la problematica per cui non è ancora stato sistemato è che queste apparecchiature elettroniche non sono immagazzinate costantemente nel nostro magazzino comunale, perché i semafori sono tanti, le ditte che forniscono sono tante, li acquistiamo a mano che ci servono. La segnalazione di un telespettatore alla nostra redazione era stata puntualmente verificata. Appurato adesso anche quanto accaduto, resta da risolvere il problema, perché il pericolo reale per chi passa a piedi la strada resta. Il Comune sta già provvedendo, assicura l'assessore Zonta. I pezzi sono ordinati, tempo, non so, dico io, una settimana che arrivino e poi il magazzino comunale sistema lui, gli elettricisti lo fanno loro direttamente. Stando in tema di viabilità c'è una notizia di servizio che riguarda la tariffa all'interno del parcheggio Le Piazze. Il costo orario già deliberato rimane a 1,20 € all'ora, ma è stata introdotta una novità per le soste brevi sotto i 60 minuti. Si pagherà per frazioni di 10 minuti al costo di 20 centesimi ciascuna. Quindi per 20 minuti serviranno 40 centesimi, per mezz'ora 60 fino a €1 per 50 minuti. In questo modo gli utenti che si fermano meno di un'ora sosterranno solo la spesa dell'uso effettivo del parcheggio.
Passiamo al tema della sanità, liste d'attesa lunghissime in tutto il Veneto. Forza Italia propone un modello europeo. Le liste d'attesa sono ormai un problema sotto gli occhi di tutti, in tutto il Veneto. La situazione è molto complessa, ma in alcuni casi è così grave che c'è chi decide di andare nel privato pagando per poter accedere subito a visite ed esami. La proposta di Forza Italia, gruppo PPE, è quella di ripensare le liste d'attesa in Veneto con un modello europeo. Se ne parlerà giovedì alle 18 nella sede dell'Hotel Glamour di Cassola, dove arriverà l'eurodeputato Flavio Tosi. Con lui la parlamentare Maria Paola Boscaini, il consigliere regionale Fabrizio Boron e due tecnici di grande esperienza come Domenico Mantoan, già responsabile regionale della sanità, e Roberto Volpe, presidente delle case di riposo del Veneto. Modera Isabella Dotto. Passiamo alla pagina della cronaca, andiamo a Thiene per un sequestro di droga. Blitz antidroga dei carabinieri di Thiene che hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino straniero già noto alle forze dell'ordine per detenzione a fini di spaccio di cocaina. Tutto è nato da un'attività di osservazione in cui i militari hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva una dose di stupefacente ad un altro soggetto. Di lì la perquisizione presso l'attività commerciale di cui l'arrestato risulta titolare. Nella stanza adibita a magazzino sono stati trovati oltre 650 grammi di cocaina suddivisi in 2 panetti, insieme ad un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Il tutto è stato sequestrato e l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria berica. E uno smartphone molto costoso rubato a Jesolo è stato ritrovato a Bassano. È stata la tecnologia ad aiutare le indagini dei poliziotti che da quasi un mese erano alla ricerca di uno smartphone di alto valore economico. L'apparecchio era stato rubato lo scorso 6 maggio a Jesolo e il proprietario ne aveva denunciato il furto al locale commissariato di polizia. Le indagini per ricostruire tutti gli spostamenti del dispositivo elettronico hanno richiesto la cooperazione di diversi presidi di polizia in tutto il Veneto. La posizione geografica dello smartphone è stata alla fine individuata a Bassano del Grappa, dove gli agenti lo hanno rintracciato e recuperato. È stato così individuato e denunciato all'autorità giudiziaria anche il presunto ricettatore, anch'egli giovane come il proprietario. Uno stalker dell'Alto Vicentino è stato arrestato dopo aver incontrato la ex. Lei va a trovare lui, prende il treno e lo raggiunge a Ferrara. Peccato che lui abbia un divieto di avvicinamento alla ragazza. Così scatta l'arresto. In sintesi, è l'ultimo capitolo di una vicenda che ha fatto discutere. All'inizio di maggio a Milano il 20enne, dopo un'aggressione alla coetanea padovana con cui aveva una relazione, era stato denunciato. Per di più sui social aveva inneggiato alla figura di Filippo Turetta, per poi pentirsene quando aveva sentito Gino Cecchettin. Adesso, a quanto risulta, a un mese di distanza, la madre della giovane avrebbe chiamato i carabinieri di Thiene per informarli che la figlia si è allontanata da casa per raggiungere in treno il ragazzo a Ferrara. Attivati, i militari della città estense sarebbero giunti in stazione notando i 2 giovani insieme. A quel punto per il 20enne sarebbe scattato l'arresto per violazione del divieto di avvicinamento alla vittima. Quindi, pur continuando a essere sottoposto al divieto di avvicinamento, sarebbe stato rimesso in libertà. Per 500 anni non si erano più viste, ora le cicogne sono tornate nel Bassanese e, come si suol dire, hanno messo su famiglia. Sono almeno 4 le cicogne nate a Cassola sui nidi costruiti in cima a dei tralicci. La schiusa è stata documentata da alcuni volontari della Lipu. Le coppie di cuccioli sono venute alla luce a circa 3 settimane di distanza l'una dall'altra, essendo stato diverso il periodo del corteggiamento tra gli esemplari adulti. Di sicuro ci sono altri nidi a Travettore e Cartigliano, ma ancora non è stato possibile sapere il numero di uova covate e il totale delle nuove nascite. Il volo che anche molti passanti vedono è quello delle cicogne adulte che procurano il cibo ai loro piccoli in attesa che diventino autonomi, a cominciare dal volo. Ci vorranno 2 o 3 mesi perché possono essere in grado di librarsi anche loro in cielo. La stabilizzazione delle cicogne in questa zona del Bassanese è un buon segno per la qualità dell'ambiente. Da più di 5 secoli, infatti, il volatile non nidificava da queste parti. Avere ora almeno 4 nidi è un'ottima notizia per la salvaguardia della biodiversità di tutta l'area. Faceva base a Galliera una banda specializzata nei bancomat. 3
3 sinti residenti in Veneto sono stati arrestati con l'accusa di essere gli autori di un assalto ad un bancomat a Sarnico nella Bergamasca lo scorso 25 maggio. I 3 uomini sono residenti a Galliera Veneta nell'Alta Padovana, a Creazzo nel Vicentino e a Fanzolo di Vedelago. Un quarto complice è ancora in fuga. Lo sportello è stato fatto esplodere e sono stati rubati 23.800 euro. Tra loro c'è anche Mike Gabrielli, 48 anni, che 20 anni fa era tra i banditi che assaltarono la gioielleria Piras di Abano Terme, rapina che finì nel sangue con l'uccisione di un rapinatore e la morte del gioielliere Gianfranco Piras. Gabrielli, all'epoca 28enne, fece i nomi dei complici che spararono, beneficiando di uno sconto di pena. Dopo 15 anni e 4 mesi uscì di carcere. Gioiellerie e abitazioni tra Veneto, Friuli e Lombardia, arrestata una coppia. Dal centro storico di Venezia, scappati da una gioielleria con un anello in oro e diamanti del valore di 6.000 euro, a un'abitazione di Vigonza dove avevano sottratto denaro e gioielli in oro per 7.000 euro, passando per un furto a Padova, altri 10.000 euro da una gioielleria per toccare poi Quarto d'Altino Venezia, Sacile nel Pordenonese con un colpo in un laboratorio orafo da 4.500 euro, ma anche l'Onato del Garda nel Bresciano. Sono 7 i colpi, furti aggravati, che i carabinieri di Padova hanno ricondotto a una coppia residente a Cadoneghe agli arresti domiciliari su disposizione del GIP. Un'indagine nata dall'operazione che lo scorso marzo aveva portato alla scoperta di un orafo vicentino specializzato nel riciclaggio di oro e preziosi di provenienza furtiva, dove erano state indagate 74 persone. In particolare la coppia aveva studiato un accurato modus operandi, entrava nelle gioiellerie e fingeva di essere interessata all'acquisto di preziosi e poi, dopo aver distratto gli addetti, si impossessava di questi nascondendoli in una borsa. Azioni documentate attraverso le immagini registrate dalle telecamere delle gioiellerie colpite e dal riconoscimento da parte delle vittime. Dopo di noi alle 21:15 il nostro direttore Luigi Bacciali avrà come ospiti una puntata molto interessante di Focus Riccardo Barbisan, Leopoldo Bottero, Mirko Casteller, Rosanna Conte, Paolo Galeano, Giuseppe Montuori, Alberto Ruggin e Susanna Savian. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata e come sempre vi lasciamo al meteo.